Il sindaco di Agrigento, Michele Sodano, comunica che ieri mattina gli operatori che si occupano del servizio di igiene ambientale hanno lavorato lungo tutto il litorale pulendo le nostre spiagge centimetro dopo centimetro e svuotando i cestini. A loro, afferma Sodano, va il mio ringraziamento per l'impegno e la professionalità dimostrata. Rivolgo ora, continua Sodano, un appello agli agrigentini e ai tanti visitatori che scelgono la nostra città. Trattiamo questi luoghi come il nostro bene più prezioso da custodire. Utilizziamo i cestini per i rifiuti, prodotti, nessuna cicca di sigaretta sulla sabbia. Sensibilizziamo i vicini e contribuiamo, ciascuno per la propria parte, a mantenere pulite le nostre spiagge. Questo appello, continua il neosindaco Sodano, assume un significato ancora più importante in un momento particolarmente delicato per la gestione dei rifiuti. Le recenti decisioni sul blocco dei conferimenti in discarica stanno mettendo in seria difficoltà i comuni siciliani e impongono risposte immediate. Per questo, oggi pomeriggio alle 17, con i sindaci della provincia di Agrigento, incontreremo la stampa per rappresentare con le forze le preoccupazioni dei territori e chiedere alla Regione interventi concreti ed efficaci, visto che le rassicurazioni dateci a Palermo mercoledì scorso sono state disattese e oggi ci troviamo al limite di una nuova emergenza. Da una parte le istituzioni chiamate ad assumersi le proprie responsabilità, dall'altra una comunità che con senso civico e rispetto degli spazi comuni svolge un ruolo fondamentale.